Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Educhiamoci, alla seconda edizione di Educhiamoci, Giornate per l'Educazione, organizzate dal Comune di Vittorio Veneto, in particolare dall'Assessorato alle politiche scolastiche, in collaborazione con IAM Servizi. Ringraziamo subito tutte le istituzioni che hanno partecipato e patrocinato l'evento, Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, RAI Veneto, le Università di Verona, Parma e Bicocca Milano, l'Ordine degli Psicologi del Veneto, ULS 2 e la Conferenza dei Sindaci dell'ULS 2. Un sentito ringraziamento va anche alle molte associazioni e realtà del territorio che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa e naturalmente a tutti i media partner che ci hanno aiutato a promuoverla. Noi siamo in diretta dalla scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto e stiamo trasmettendo in diretta web dalle pagine Facebook di Educhiamoci e dalla pagina YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Salutiamo il pubblico che ci sta guardando da tutta Italia e come già negli incontri precedenti vi invitiamo a condividere le nostre dirette sui vostri canali e vi ringraziamo fin da ora per il vostro supporto. Il titolo dell'edizione di quest'anno è Che gioia! E abbiamo scelto questo titolo per cercare di comprendere che cosa sia la gioia e cercare di capire come possiamo costruirci un fondo di gioia che ci aiuti a superare anche i momenti più difficili che la vita ci può riservare. E ovviamente abbiamo chiesto a vari professionisti del settore, di vari settori, di portarci la loro esperienza e il loro punto di vista su questo argomento che per noi è davvero molto importante, non solo per migliorare la nostra qualità di vita, ma soprattutto per poter aiutare i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze ad avere un presente e un futuro migliore. Non lo facciamo solamente come professionisti della cura o dell'educazione, ma anche come genitori e insomma questi incontri sono rivolti a chiunque abbia a cuore il presente e il futuro delle nuove generazioni. Come avrete certamente potuto vedere sul materiale promozionale e sul sito dedicato che è www.educhiamocivittorioveneto.it, sono molti gli incontri gratuiti dedicati alle famiglie, agli studenti, agli insegnanti e, come dicevo, a tutti i professionisti del settore dell'educazione. Qui con noi in studio oggi pomeriggio per questo appuntamento c'è Letizia Cavallini, dirigente dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione Alfredo Beltrame, che al termine dell'evento ci aiuterà a fare alcune riflessioni e potrà eventualmente porre alcune domande al relatore, nostro ospite, che tra poco presenteremo. Grazie, dirigente. E prima di presentarvi invece l'incontro di oggi, passo la parola a Antonella Caldart, assessora alle politiche scolastiche giovanili per la famiglia, le pari opportunità e sociali, per un saluto. Buongiorno a tutte e a tutti e di nuovo ben ritrovati a questa nuova edizione di Educhiamoci. E avete visto nel video iniziale quanto bella sia la nostra città, Vittorio Veneto, città ricca di storia, di cultura, città della musica, del vino, città che si candida anche a poter portare il proprio pensiero costruttivo per la creazione e diffusione della cultura dell'educazione. Si dice che per educare un bambino ci voglia un intero villaggio. Ecco, il nostro villaggio è la nostra comunità dove interagiscono, e noi vorremmo far interagire sempre di più, la scuola da un lato e le altre agenzie educative, a partire dalla famiglia, da tutti coloro che si occupano comunque dell'educazione dei ragazzi, penso anche alle tante associazioni sportive in modo particolare. E insieme noi possiamo e dobbiamo, proprio nella consapevolezza collettiva della responsabilità educativa che una comunità ha, dobbiamo appunto essere sempre pronti, educarci a divenire educatori che non solo fanno l'educatore, l'educatore, ma sono educatori. Questa è la nostra sfida oggi.
Una sfida che abbiamo lanciato l'anno scorso e che è stata accolta quest'anno da tutta una serie di partners anche istituzionali, come è già stato detto in introduzione, che ci fanno ben sperare che il messaggio e il lavoro che abbiamo impostato vada a buon fine. Innanzitutto anch'io voglio ringraziare per la sua presenza la preside del nostro istituto alberghiero, che è un istituto che praticamente ogni anno, o ad anni alterni, perché ogni anno è impossibile, si classifica come primo istituto alberghiero d'Italia. E vi assicuro che non è un primo premio solo per la qualità della professionalità che i ragazzi di questa scuola riescono a ricevere e a dimostrare, ma è anche una questione di preparare, oltre agli studenti, le persone. Ecco, questo è ciò che a noi preme, che ci preme fare insieme, ed è per questo che vedere, come avete visto in apertura, che quest'anno abbiamo partners istituzionali come la Regione del Veneto, l'Istituto Scolastico Regionale, la nostra ULSS, ma anche agenzie scientifiche, le 3 università, abbiamo Media Partners RAI Veneto, abbiamo l'Ordine degli Psicologi del Veneto, abbiamo tutta una serie di associazioni locali ma anche nazionali del settore dell'educazione che ci supportano e ci, per così dire, testimoniano che la via che abbiamo preso sia quella giusta. Quindi ancora grazie per aver accettato il nostro invito ad essere con noi ora e nei prossimi incontri, ma soprattutto complimenti a tutti noi che dedichiamo del tempo per la crescita nostra come educatori e indirettamente, e anzi come diciamo risultato finale, la crescita dei nostri bambini, delle nostre bambine, dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Buona serata. Grazie mille all'assessora Antonella Caldar per il suo intervento e adesso con grande piacere andiamo a presentare il terzo incontro della giornata di oggi. L'incontro si intitola Nutrirsi di relazione. Tu non sei un numero sulla bilancia. E è un incontro che abbiamo fortemente voluto per indagare un po' di più un tema che ci sta molto a cuore, che è il tema del rapporto che abbiamo con l'immagine di noi stessi, l'immagine che vogliamo dare agli altri, il rapporto con il cibo, con il corpo e naturalmente con il rapporto tra il cibo e le relazioni affettive. Abbiamo scelto di invitare a parlarci di questo tema così importante uno dei massimi esperti italiani in disturbi del comportamento alimentare, il dottor Leonardo Mendolicchio, che è collegato con noi. Leonardo Mendolicchio è un medico, psichiatra, psicoterapeuta, ideatore del progetto Food for Mind per la diffusione di una metodologia di cura inclusiva e innovativa. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali e ospite fisso della nota trasmissione di La 7 Piazza Pulita. Ha spiegato nel suo ultimo libro Il peso dell'amore come sia importante affrontare questo tema dei disturbi legati al cibo all'interno della famiglia e della scuola. E noi abbiamo pensato di coinvolgerlo nel nostro festival perché ci preme proprio capire che cosa possiamo fare affinché si possa prevenire, se possibile, i tanti disturbi del comportamento alimentare che purtroppo colpiscono sempre di più i ragazzi, anche molto giovani. Quindi lascio la parola al dottor Mendolicchio e vi ricordo che se volete porre delle domande a questo nostro relatore potete farlo utilizzando WhatsApp con il numero che vedete in sovraimpressione, che è il 370 3186 802, o commentando la diretta nei profili social. Quindi ci mettiamo in ascolto con grande interesse del dottor Leonardo Mendolicchio. Grazie. Grazie innanzitutto a tutti gli organizzatori di questo splendido evento. Credo che in un contesto che non oserei definire di emergenza pedagogica, parlare di educazione, di pedagogia oggi
credo sia un dovere e anche però da un certo punto di vista un atto di coraggio, visto che viviamo tempi dove il dibattito sull'educazione e sulla pedagogia è un dibattito che spesso si perde in concetti teorici o troppo nebulosi, però poi magari di questo ne torneremo a parlare, soprattutto rispetto al perché c'è una educazione, una pedagogia che è collegata al tema dei disturbi alimentari, di cui oggi vi parlerò, ma in realtà oggi non vi parlerò solo dei disturbi alimentari, come giustamente ha definito chi mi ha preceduto. Il tema dei disturbi alimentari è il pretesto per parlare di come noi ci rapportiamo alla questione della nostra immagine, di come noi, come dire, come esseri umani cerchiamo di avere un'attenzione su quello che mostriamo essere agli altri. Poi c'è tutto il tema del rapporto col corpo, che è un'altra questione molto importante, che oggi ha delle addentellati col tema della pedagogia incredibile. Se pensate solo al tema dell'identità di genere, dei diritti, della questione che riguarda come oggi gli adolescenti vivono la loro sessualità, capite bene quanto il tema del rapporto essere umano-corpo, su questo aspetto, che è uno degli aspetti che riguarda il capitolo del rapporto soggetto-corpo, quello della sessualità, appunto, ci faccia intendere come questo tema dal punto di vista pedagogico sia un tema molto attuale e molto importante. Così come è attualissimo, importantissimo il tema del rapporto tra gli esseri umani e il cibo. Se c'è uno degli oggetti di cui più parliamo durante il giorno e di cui più ci crucciamo nell'arco della nostra esistenza in questo periodo storico, è il food, il cibo, proprio perché, come spesso ho osato scrivere in molti dei miei libri e spesso dico in queste circostanze, noi siamo forse la società più cibofobica e più cibofilica, diciamo, di quando l'essere umano è presente nel mondo. Forse addirittura di più nei momenti di carestia abbiamo questa ossessione sia sul versante della bramosia o della paura rispetto al cibo. E anche questo è un tema che ha un suo correlato educativo-pedagogico. Su un grande denominatore rispetto a questi concetti che io avrò il piacere di condividere oggi è che il rapporto con l'immagine, il rapporto col corpo, il rapporto col cibo, che diventa patogeno o diventa patologico nella sua formula espressa con i disturbi del comportamento alimentare, in realtà toccano quasi prevalentemente, soprattutto nella loro genesi, proprio gli adolescenti e i preadolescenti. Per cui è vero che di disturbi alimentari sono ammalate in Italia più di 4 milioni di persone e che come dire, gli adolescenti e diciamo, i giovani adulti colpiti da questo tipo di disturbo sono più del 50%, per cui c'è anche tutta una fascia di persone che hanno questo tipo di problematica che sono adulti o grandemente adulti. Però è pur vero, e questo è il punto dolente o fondamentale da cui partire per anche un ragionamento preventivo, che quasi tutti i disturbi alimentari hanno un esordio o nella preadolescenza o nell'adolescenza o nella prima adultità, più frequentemente nell'adolescenza. È anche vero che ci sono forme di anoressia e bulimia che esordiscono nella prima adultità e nella post-adolescenza. Queste erano prevalenti fino a qualche anno fa. Adesso ciò che diventa prevalente nella fascia d'età più colpita nell'esordio di un'anoressia o di una bulimia è appunto l'adolescenza e la preadolescenza. Anzi, per entrare subito, come dire, in medias res, ovvero nel cuore della questione, dopo la pandemia, dopo, come dire, il trauma del Covid, l'età di esordio di questi disturbi si è ulteriormente abbassata, e per cui noi ci troviamo di fronte a situazioni in cui bambini, ragazzini e ragazzine di 10-11 anni iniziano ad avere sintomi che sono riconducibili ad un quadro di anoressia nervosa, che spesso è il disturbo con cui più frequentemente si mostra e esordisce un disturbo del comportamento alimentare. In un momento storico molto particolare, che dicevo appunto essere quello post-pandemico, dove in generale sono accadute tutta una serie di cose che forse meritano una riflessione e che forse ci aiutano anche a capire la natura di questa forma di sofferenza che spesso i nostri figli mettono in campo. Devo dire che ho trovato assolutamente molto azzeccato il titolo
che hanno gli organizzatori identificato per il mio speech, per la mia relazione, proprio perché mette in asse due temi che sono molto collegati e che poi trasversalmente toccano il tema dell'immagine, toccano il tema del corpo, toccano il tema del cibo, che è ovvero il rapporto tra il peso, e poi daremo, come dire, un significato al perché quel numero diventa un'ossessione per molti dei nostri figli, e invece il tema della relazione. E se c'è un aspetto che la pandemia ha esacerbato, ha, come dire, estremizzato, e che per me è un valore enorme e di cui sono contento di parlare oggi, perché è, come dire, un po' la cifra del tempo che noi viviamo e che appunto con la pandemia si è estremizzato, è il tema appunto della solitudine e della evaporazione dei legami sociali. Se c'è oggi un sintomo che probabilmente rende giustizia e che probabilmente, come dire, giustifica un certo tipo di sofferenza emotiva, psicologica, profonda che i nostri figli hanno, questo sintomo è proprio il sintomo della solitudine. Anzi, utilizzerei una parola che, come dire, abbiamo sentito abbastanza in questi mesi di pandemia. Direi che il sintomo vero è proprio l'isolamento, che è diverso dalla solitudine. Ora non vorrei fare, come dire, un esercizio retorico nel tracciare le differenze tra isolamento e solitudine. La solitudine è un aspetto della condizione umana quasi ineludibile da un certo punto di vista. È vero che noi siamo mammiferi che inevitabilmente, poi lo vedremo, hanno una apprensione al rapporto con l'altro. È anche vero che c'è poi un aspetto psichico, emotivo, anche sociale, che, come dire, fa da resistenza al legame con l'altro e che non sarà mai totalmente in relazione all'altro. E questo resto di solitudine è qualcosa che con il quale noi dobbiamo fare i conti, e facciamo i conti quando non veniamo capiti a scuola, quando abbiamo una rottura sentimentale, quando magari il datore di lavoro non ci capisce, quando abbiamo investito tanto su un aspetto relazionale e poi magari il risultato non ci torna. Tutto questo ci fa intuire come in realtà è vero che noi siamo animali sociali che abbiamo bisogno della relazione, ma anche è vero che c'è qualcosa che non è tutto assorbibile, non è tutto, come dire, proiettato in un'esperienza relazionale. C'è un resto che è il resto della nostra solitudine, della nostra verità umana. L'isolamento invece è un'altra questione. L'isolamento non è qualcosa di connaturato all'essere umano. L'isolamento è spesso frutto di un sopruso, spesso è figlio di una scelta che non è messa in campo dalla persona che lo subisce. L'isolamento spesso è un atto di forza, un'emarginazione, una scelta che le persone purtroppo devono subire e non possono contrastare. E l'isolamento è qualcosa che può avere un risvolto traumatico negli esseri umani, e spesso questo risvolto traumatico deve, come tutti i risvolti traumatici, trovare una via per essere comunicato, per essere condiviso, per essere detto, per essere espresso, con l'idea e con la prospettiva magari implicita che nel momento in cui questa sensazione di isolamento possa prendere parola e possa essere condiviso, già diventa un primo momento per uscire da quella condizione di isolamento nel quale qualcuno qualcosa mi ha messo, e per cui fare un passaggio che sia un passaggio risolutivo rispetto a questa condizione. E l'isolamento è un po' la nostra cifra, ma badate bene, amici miei, non è la nostra cifra solo dell'isolamento sociale preventivo nel contenimento della pandemia. Se voi pensate alla società e come essa è evoluta negli ultimi 20-30 anni, capite bene che abbiamo vissuto un tempo nel quale tutte le forme di aggregazione, da quella politica, da quella sociale, da quella sindacale, da quelle culturali, anche in virtù della trasformazione tecnologica, il fatto che oggi noi siamo qui a parlare online e non in presenza, ha un suo valore rispetto alla, come dire, possibilità di trasformare la modalità con cui stiamo insieme. Trasformare non vuol dire sempre, come dire, migliorarla o sempre implementarla. A volte la trasformazione può andare in un senso che non è prevedibile.
Ma se noi immaginassimo di ripercorrere quello che è successo dal punto di vista del legame sociale negli ultimi 30 anni, voi in modo inequivoco andreste a notare che in realtà tutte le forme di aggregazione sono state depotenziate. Ora potremmo stare a discutere del perché questo è accaduto, potremmo cercare di fare una rilettura delle motivazioni che hanno sotteso a questo tipo di evoluzione o di involuzione, dipende dai punti di vista. Non è questo l'ambito né sociologico né antropologico nel discutere perché questo è avvenuto, però di fatto tant'è, è successo, e anche se noi dovessimo pensare, e mi fa piacere che posso interloquire col mondo della scuola, mi verrebbe da dire che anche all'interno dei grandi contenitori sociali, penso a due in particolar modo, quello scolastico e quello sanitario, anche questi grandi contenitori sociali, lo dico anche da medico e da padre di un figlio che frequenta le scuole, anche lì, nonostante si sia tenuto una certa cornice di contenimento del legame, sia nel mondo sanitario che nel mondo scolastico, una certa evoluzione del mondo della scuola e del mondo della sanità ha prodotto uno svuotamento del legame sociale. E ve lo dico subito, qual è stato, come dire, purtroppo il grande elemento che ha fatto sentire isolati i pazienti negli ospedali affollati o fa sentire isolati i nostri alunni nelle scuole isolate, nelle scuole, come dire, affollate. E, come dire, il grande processo che dal mio punto di vista ha prodotto questo tipo di involuzione è stato il grande processo di burocratizzazione che ha invaso sia la sanità e sia la scuola, lì dove i medici e gli insegnanti hanno dovuto sottrarre del tempo al rapporto con i propri docenti o con i propri pazienti per, come dire, investire tempo e risorse e capacità cognitive negli aspetti burocratici, inevitabilmente questo ha lacerato uno degli aspetti che è fondamentale. Pensate all'importanza, a quanto sia nutritivo, nutriente, e qui entriamo con un lessico che ci porterà a capire il senso del mio discorso, quanto può essere nutriente il rapporto tra un discente e un docente, al di là delle questioni didattiche. E mi domando e vi domando quanto di questo potere nutriente, di questo rapporto tra docente e discente, oggi è distratto da tantissime altre cose nel tempo della scuola. Lo dico da medico, e lo dico a tante persone che avranno sperimentato il sentirsi pazienti nella propria vita, spero pochissime volte, immagino e sento e percepisco da medico quanto tutto il tempo sottratto al rapporto medico-paziente, che è un rapporto di un'importanza incredibile dal punto di vista strategico, relazionale, in momenti molto difficili, ovvero quando un soggetto sta male, una persona ha un bisogno di salute per cui si sente vulnerabile, si sente angosciato, lì dovrebbe funzionare in gran parte della situazione proprio il rapporto tra medico-paziente, quanto tutto questo, per colpa della burocratizzazione della sanità o perché anche la scienza medica è evoluta verso la tecnica, questo rapporto medico-paziente si sia svuotato di tempi e di contenuti, e questo abbia lacerato tantissimo il tessuto, come dire, il rapporto tra medici e pazienti, con tutta una serie di conseguenze, una delle quali, ad esempio, tutta la politica dei Novax, che nasce su un presupposto di mancata fiducia che c'è da parte delle persone. C'è un deficit di nutrizione del legame oggi, e questi sono tutti esempi che ce lo dimostrano. Ci possiamo girare da qualsiasi parte della nostra esistenza e troveremo sempre qualcosa del rapporto tra gli esseri umani che si è svuotato, che si è anoressizzato, che in qualche modo è andato, come dire, a perdere la sua efficacia nutritiva e, come dire, in qualche modo ci ha traghettato in un momento in cui la sensazione di isolamento, che poi elicita anche il tema della solitudine, su un versante però molto più angosciante, diventa il substrato su cui si annidano spesso certi sintomi, e si annidano non a caso proprio in quella fascia di età fragile dove il tema del rapporto con gli altri è il grande tema. Se pensate ai preadolescenti che vivono una situazione in cui sentono di essere
bisognosi di un rapporto simbiotico / di dipendenza con gli adulti, ma da un altro lato sentono la spinta ad evolvere, a diventare individui, a diventare soggetti specifici, e in questo lacerante conflitto tra la paura di sentirsi soli e il bisogno di evolvere, di diventare indipendenti, spesso si sentono persi e fragili. Pensate quanto in un momento così delicato la sensazione di isolamento possa incidere nel far sentire questi preadolescenti smarriti. Oppure pensate agli adolescenti, dove appunto devono verificare le loro ipotesi. Il tema della sessualità è un tema molto chiaro. Cosa mi piace? Sono uomo, sono etero, sono fluido? Poi magari parliamo di tutto questo glossario ipertrofizzato che c'è sul tema dell'identità di genere. L'adolescente vive un momento durante il quale la sua ipotesi di stare al mondo in modo del tutto individuale va verificata giorno per giorno, va verificata col gruppo dei pari, va verificata in rapporto a quello che riesce a fare o non fare come fanno i suoi simili, e tutto quello che ne comporta dal punto di vista della dinamica con il gruppo dei pari. Pensate a cosa significa questa dinamica così forte, così importante, tutto il tema dell'imitazione, del confronto, dell'essere capaci, del sentirsi idonei, bypassato da un circuito in cui mette gli adolescenti in una condizione di isolamento, dove tutto questo non accade più. È drammatico. Oppure pensate a quella situazione della post-adolescenza, dove gli adolescenti hanno iniziato a compiere delle scelte. Voglio fare medicina, voglio iscrivermi a giurisprudenza, ho scelto di fare il liceo classico, non il liceo scientifico, e dove, come dire, la loro esistenza è tutta a capire il senso e il valore di quelle scelte. E pensate a quanto è importante lì non solo il rapporto col gruppo dei pari, ma anche il rapporto con gli adulti più prossimi, i docenti, il vicinato, le comunità sportive di riferimento, i genitori, la famiglia, che sono il grande tema. Pensate quanto l'isolamento da tutto questo possa avere un valore traumatico e patogeno rispetto a queste persone. Fatta questa, come dire, premessa rispetto al fatto che appunto ci si nutre della relazione, e che la relazione poi lo vedremo perché è il vero aspetto che fa sì che l'essere umano possa dare un senso alla propria esistenza che vada a compiersi il più possibile. Voi lo sapete bene, ma posso citarvi tanti aspetti teorici, filosofici, psicanalitici, che appunto sottendono il fatto che l'essere umano è tra tutti i mammiferi presenti nel creato quello che ha inevitabilmente più bisogno dell'altro. Questo bisogno poi si declina in tante situazioni e con tante modalità. Fatta questa premessa, capirete il motivo per cui oggi forse è importante parlare, il motivo per cui mi hanno invitato a questo festival a parlare di disturbi alimentari, rispetto al fatto che in un contesto socioculturale dove appunto le relazioni diventano sempre meno nutrienti, sempre più traumatiche, sempre più presenti, e l'isolamento diventa, come dire, l'emblema della nostra società, capite bene come tutto questo può avere una eco nella sofferenza dei ragazzi, ok? Perché che sia preadolescenza, che sia adolescenza o che sia post-adolescenza, il ruolo, il peso del rapporto con l'altro, con i genitori, col gruppo dei pari, col gruppo dei pari e con gli adulti di prossimità, diventa fondamentale perché è il metronomo che guida l'evoluzione della nostra vita. Tant'è vero che quando un ragazzo, una ragazza incontra un disturbo alimentare, la prima cosa che accade è che si blocca l'evoluzione psicofisica di questi soggetti, proprio perché è il punto di sofferenza. C'è qualcosa nella relazione che si interrompe, la traiettoria evolutiva di questi ragazzini si interrompe. Non si mestrua più, non si cresce più, non si strutturano le caratteristiche sessuali secondarie. Tutto il correlato sintomatologico dell'anoressia, della bulimia, dell'obesità grave di natura psicogena va in questa direzione, in un tempo cronobiologico che si ferma, cronopsicologico che si ferma, perché si è interrotto qualcosa nel rapporto con l'altro e perché l'interruzione del rapporto con l'altro produce un blocco evolutivo. Okay? E pensiamo a quello che è successo nella pandemia, perché c'è stata questa
esplosione di disturbi alimentari, già che non eravamo messi bene prima della pandemia, ma la pandemia come al solito ha accelerato questo, ha fatto da acceleratore, da catalizzatore rispetto a certe dinamiche, e lì vi posso riportare tantissimi esempi delle cose che ho sentito dire dai ragazzi che in questi mesi ho visitato e ho ascoltato mentre cercavo di svolgere la mia professione. Vi porto un esempio, una ragazzina che mi dice, dottore, esordio di anoressia a 16 anni, io ho passato gli ultimi anni della mia vita tutti i giorni andare a scuola, i bidelli, i compagni, la classe, il casino, le interrogazioni, le spiegazioni, i compiti a casa, da un giorno all'altro tutto questo è scomparso, mi sono trovato ogni mattina davanti a un monitor a vedere e non a sentire, a percepire i miei compagni di classe, mi vedevo, perché anche per questo noi non abbiamo mai riflettuto all'effetto psicologico che ha avuto nella DAD il fatto che uno studente potesse o non vedersi. Molti professori mi dicevano che molti studenti chiudevano le telecamere, perché probabilmente questo sguardo autoriflesso su di sé e un altro invece piantato sul gruppo classe creava un cortocircuito emotivo. Infatti molti professori mi dicevano che all'inizio tutti con le webcam aperte, poi o perché chi non lo sopportava o perché qualcuno doveva fare qualcos'altro, ma man mano queste lucine si spegnevano. Ma domandiamoci che effetto ha avuto. Io ora, mentre vi parlo, mi guardo parlarvi, e questa cosa non è neutrale dal punto di vista psicologico, ok? Perché struttura uno sguardo su di sé che non è qualcosa di reale, perché noi non siamo fatti per guardarci se non quando ci guardiamo allo specchio al mattino, quando dobbiamo vestirci, o in qualche rara situazione che merita il rispecchiamento. Ma noi abbiamo pensato che nella testa dei nostri figli il fatto di andare a scuola vedendosi nel mentre non avesse un effetto. Questa ragazzina mi diceva, io mi guardavo e guardavo, stavo in casa, mediamente io vivevo la mia casa solo in qualche raro momento e la sera quando tornavo con tutta la mia famiglia, invece ero sola in casa, computer, aprivo, chiudevo, in pausa prendevo questo oggetto che accompagna, come dire, la vita di ogni essere umano, aprivo i social e vedevo costantemente immagini di cibo e di allenamento in casa. Mediamente, per chi è appassionato di ricostruzione epidemiologica, noterà che è stato il secondo lockdown quello che ha fatto più male ai ragazzi. E perché è successo questo? Perché durante il primo questi ragazzini soli in casa hanno mangiato molto di più, palestre chiuse, socializzazione chiusa, c'è stata una quartazione del tempo del loro vivere. Questo ha prodotto un'iperfagia di riflesso, perché quando noi non abbiamo altre soddisfazioni ci soddisfiamo attraverso la bocca, attraverso il cibo. In una società dove ci sono delle pressioni estetiche enormi, questo mediamente ha portato sport finito, socializzazione ridotta, si mangiava di più, a un incremento del peso medio di questi ragazzi. Il risultato è stato che nel secondo lockdown tutti si sono sentiti con un corpo e con un'immagine che non era più confacente ai canoni a cui mediamente loro si rifanno, e da lì la soluzione di allenarsi il più possibile in casa, di mangiare il meno possibile in casa, e quando si associano questi due grandi momenti, iperattività fisica e riduzione della quota calorica mangiata giornalmente, le porte dell'anoressia sono aperte, spalancate. E questo è quello che è successo. Noi abbiamo, come dire, purtroppo, e lo dico al quadrato purtroppo perché era inevitabile da un certo punto di vista, ma secondo me l'abbiamo fatto un po' a cuor leggero, senza capire o senza pensare a quale tipo di impatto questa cosa poteva portare nei nostri figli, al fatto che, ad esempio, l'isolamento didattico in casa ha prodotto tutta una serie di cortocircuiti, uno dei quali era appunto questa esposizione al vedersi e a tutta una serie, come dire, di coartazioni di soddisfazioni sociali che hanno trovato la via del cibo, dell'iperattività fisica e poi dell'anoressia come strumenti alternativi di soddisfazione. Questo è quello che mediamente è successo in questi mesi. Così come non abbiamo calcolato l'effetto del rientro in classe. Chiederei a tutti i docenti che sono presenti qui oggi che cosa è accaduto quando invece vi siete
ritrovati in presenza. Anche lì c'è stato tutto un passaggio che inevitabilmente ha avuto un suo risvolto traumatico, perché i corpi che si ritrovano insieme ad altri corpi che vivono, come dire, la loro socializzazione, che sono emotivi, e questo noi lo dobbiamo, non possiamo bypassare una riflessione su tutto questo. Ok? Per cui, perché parlo di questa situazione, di questa esperienza? Parlo di questa situazione, di questa esperienza perché ci fa capire bene il senso che ha un disturbo alimentare. E su questo, come dire, entro, come dire, a gamba tesa ora, ma dopo aver fatto tutto questo incipit, che però secondo me era utile fare perché ci aiuta a capire qual è il contesto e perché accadono e determinati disturbi si appropriano della vita delle nostre famiglie e dei nostri figli. Proprio perché, come dire, questi traumi che riducono il valore del rapporto umano, producono delle sensazioni, come dire, di svuotamento del senso e dell'esistenza dell'esperienza emotiva di questi ragazzi, che deve trovare delle risposte alternative. Non so quanti di voi si ricorderanno che a Roma e anche in alcuni paesi della provincia del Varesotto sono saliti appunto alla ribalta della cronaca quei raduni in cui questi ragazzi si incontravano, si davano appuntamento via social, si radunavano e scoppiavano delle maxi risse. Okay? Durante proprio la pandemia, qualcuno di voi se lo ricorderà. La suggestione che a me venne in mente mentre cercavo di capire poteva essere la logica che spingeva questo tipo di fenomeno, immaginavo appunto quanto per questi ragazzi a un certo punto la necessità del corpo a corpo, di vivere il corpo nella relazione, il corpo è relazione inevitabilmente, pensate al rapporto madre-bambino e capite subito la portanza della cosa che vi sto dicendo, a un certo punto rompe gli argini e anche in un modo aggressivo ed esplosivo necessita di vivere questa socializzazione che può diventare anche fortemente distruttiva, soprattutto in alcuni momenti evolutivi dell'essere umano, come in particolar modo la preadolescenza, ma soprattutto l'adolescenza. Okay? E allora lì dove qualcosa non funziona sul versante della nutrizione attraverso il legame, questa fame va saziata in qualche modo, va saziata o con la fame stessa, come nel caso dell'anoressia. Una ragazza o un ragazzo affetto da anoressia non fa altro che erotizzare il rapporto con la propria fame. Si affama a tal punto che la fame diventa l'unica sensazione che vivrà nella sua giornata e tutto il resto sfuma. Il tema della solitudine, dell'abbandono, dell'isolamento, del giudizio, delle pressioni sociali scompare. Il tema del confronto con gli altri scompare. L'unica ossessione che riempie la testa di questi ragazzi è il cibo, è la fame, è il corpo, è il peso, è quel numero di cui si parla il titolo. Ma il numero, il corpo, l'immagine sono, come dire, dei feticci sul quale il ragazzo o la ragazza costruisce la sua motivazione a non spegnere mai la sua fame. Allora, pensate a cosa significhi nella vita di un soggetto affetto da anoressia mangiare 300-400 kcal al giorno. Vuol dire vivere costantemente sotto l'egida della fame, che è proprio quello che vuole un soggetto affetto da anoressia, proprio per anestetizzare tutto il resto. Così come fa invece la ragazza o il ragazzo affetto di bulimia, che oscilla tra due grandi sentimenti contrastanti tra loro. Il primo è il sentimento, come dire, della dipendenza da cibo, non posso fare a meno di abbuffarmi. Okay? E l'altro è il senso di colpa. Anche qui il tempo di questi ragazzi è totalmente rapito da questa perversa bilancia tra il bisogno cannibalico di mangiare e il senso di colpa che questo produce, sempre in termini di frustrazione, di pressione sociale su una certa estetica e su una certa etica del cibo, è, come dire, questa perversa bilancia che occupa interamente lo spazio mentale e cronologico di questi ragazzi, espellendo ogni possibilità di riflessione su altre questioni. Così come tutto il capitolo della grande dipendenza da cibo. Vi ricordo che noi siamo il paese che sarebbe
mi fa piacere parlare in un territorio che è appunto Vittorio Veneto, dove la questione enogastronomica è molto sentita. L'Italia è il paese culla della dieta mediterranea, cioè Madre Natura ci ha dato proprio nel bacino del Mediterraneo, in particolar modo in alcune zone geografiche dell'Italia, tutti quei prodotti che rappresenterebbero il cult della buona alimentazione, evitando il rischio del sovrappeso, dell'obesità e tutte le patologie annesse e connesse. L'Italia però è anche il primo paese col più alto tasso di obesità infantile di Europa. Come ce lo spieghiamo questo paradosso? Lì dove Madre Natura ci avrebbe dato tutti gli strumenti per vivere un rapporto bilanciato dal punto di vista metabolico, invece siamo il paese col più alto tasso di obesità infantile di Europa. È evidente che c'è qualcosa che non va, è evidente che c'è qualcosa che si rompe nel rapporto tra noi e il rapporto con la nostra immagine, col cibo e col corpo. Da qui tutto il grande capitolo delle dipendenze alimentari, che vanno da 0 a 100 anni. Anche la popolazione anziana italiana è preda all'obesità. È oggetto, come dire, assolutamente senza se e senza ma. Però non voglio uscire fuori tema, perché il tema della terza età non è il benchmark diciamo, di questa iniziativa. Però questo perché ci spiega il motivo per cui in un contesto siffatto, in situazioni traumatiche siffatte, in decisioni che noi come mondo degli adulti abbiamo preso soprattutto nei confronti degli adolescenti, si sono prodotti dei movimenti psicologici che poi hanno dovuto necessariamente obbligare questi ragazzi a trovare delle soluzioni. E qui vi cito una frase che non mi dimenticherò mai, che una ragazzina mi ripeteva come un mantra ogni qualvolta io avevo il piacere di incontrarla e di visitarla. Anche lei esordio durante il secondo lockdown con una grave forma anoressica, una grave forma di autolesionismo, che mi ripeteva sempre: dottore, io non so perché vengo da lei, ho bisogno di sapere che devo farcela da sola, ho bisogno di sapere che devo farcela da sola, io devo farcela da sola, io ho bisogno di sapere, di dimostrare che posso farcela da sola. 14 anni, e io mi domandavo perché questa ragazza ribadisce questo punto, perché viene da me, mi porta tutto il suo carico di angoscia, di sofferenza, il tema del cibo, questo bisogno di tagliarsi, che è un bisogno che ha una sua interpretazione simbolica molto chiara, e mi ripete: io devo farcela da solo. È un controsenso, vieni da me, io sono il medico, il terapeuta, ti devo curare, dovrei sorreggerti, e tu mi ribadisci questo punto? È perché nel fantasma di questi adolescenti c'è proprio questo tema, che forse c'è qualcosa, e qui mi avvio, come dire, a tracciare degli aspetti che dal mio punto di vista sono molto importanti dal punto di vista pedagogico-educativo, c'è qualcosa che passa nella testa di questi ragazzi e che forse non li rende così con un sentimento di fiducia nei nostri confronti. Parlo del mondo degli adulti. E credo che uno degli aspetti con i quali più spesso noi ci troviamo, noi nel mondo degli adulti io come terapeuta lo vivo tantissimo, come terapeuta esperto e dedicato ai disturbi alimentari ancora di più, c'è tutta questa questione di come questi ragazzini possano, come dire, sentirsi fiduciosi rispetto agli adulti prossimi, ai loro adulti prossimi. Su questo poi tra l'altro chioso raccontandovi una bellissima ricerca che l'Università di Bologna ha fatto insieme alla CGIL, dove sono stati intervistati più di 3.000 ragazzi delle scuole medie superiori e la terza media delle scuole medie inferiori, dove appunto si indagava lo stato di salute psicofisico di questa popolazione. E uno degli aspetti che mi ha più colpito di questa indagine è che la stragrande maggioranza dei post-adolescenti o degli adolescenti non ha fiducia nel mondo degli adulti, perché li vede inconsistenti e poco sinceri. Inconsistenti e poco sinceri, che mi sembra, come dire, un drammatico e plastico messaggio del quale, come dire, qualcosa o qualcuno in qualche modo dovrebbe farsene appunto qualcosa, scusate il gioco di parole. Però di fatto tanto è, l'anoressia, la bulimia e le dipendenze da cibo sono, come dire, un sintomo
che questi ragazzi mettono in campo, spesso per dire qualcosa che non riescono a esprimere verbalmente, ma l'adolescenza è un fenomeno di corpo, comunicativo di corpo, ok? E lì dove gli adolescenti fanno fatica a dire con le parole del proprio malessere, non possono che comunicare questo malessere attraverso il corpo. Da qui l'anoressia, la bulimia e l'obesità infantile. Ma oltre a essere uno strumento di comunicazione, da qui tutto il messaggio che noi dobbiamo essere bravi a carpire e a capire da parte di questi adolescenti che mostrano questa malattia, c'è anche da comprendere come questa malattia è un tentativo di soddisfazione lì dove il mondo non dà soddisfazione. È un tentativo di soddisfazione solitaria, masturbatoria, solipsistica, narcisistica. Mentre il ragazzino, io mi ricordo le partite che facevo in cortile, sotto il cortile di casa mia con i miei amichetti, a parte le urla del vicinato che dopo un po' erano, come dire, massacrati dalle grida nostre, delle squadre che giocavano a pallone, appunto poi poveretti, il vicinato in qualche modo aveva da ridire, però mi ricordo la soddisfazione con cui io tornavo a casa la sera dopo aver giocato a pallone nel cortile con i miei amichetti. Okay. Ricordo la soddisfazione del rapporto con i miei docenti, ma lo ricordiamo tutti questo. Pensate a un mondo in cui tutto questo potere di, come dire, di godimento e di soddisfazione tende a ridursi. Allora dove questi ragazzi devono prendere il piacere e la soddisfazione? Lo fanno con la PlayStation, lo fanno con tutto quel correlato come dire, di godimento che è un godimento solitario. E il cibo, l'ipertrofizzazione del tema dell'immagine corporea, le attenzioni sul corpo, e da qui arriviamo ai 3 grandi temi di cui appunto si parlava nella premessa, diventano quegli strumenti attraverso i quali questi ragazzi e queste ragazze si danno del piacere al di fuori della relazione, in modo del tutto arbitrario, in modo del tutto isolato e del tutto autoreferenziale. E questo è il vero dramma di questa patologia. Okay? Il vero dramma di questa patologia è che i ragazzi escono fuori dal legame e imparano a masturbarsi di questi sintomi che arrecano piacere tanto quanto la partita di calcio in cortile, ma con, come dire, il grande vantaggio di non avere tutto l'effetto collaterale del capire, interpretare, sostenere il rapporto con l'alterità. E qui c'è la grande complicanza di cui personalmente sono fortemente spaventato, il motivo per cui oggi ho accettato di buon grado di parlare qui con voi, della grande scommessa che noi dobbiamo mettere in campo, preventiva e rivoluzionaria dal punto di vista culturale, che questa soddisfazione autoriferita, masturbatoria, narcisistica, non fa altro che peggiorare la società delle solitudini. Okay? In un circuito che si avviluppa dal punto di vista non solo clinico, non solo medico, non solo psicologico, ma anche dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista sociale. E non è un caso che noi ci svegliamo in un mondo in cui ci siamo ritrovati delle guerre vicino alla porta di casa, dove il tabù del nucleare, che era il grande tabù con i quali siamo cresciuti, parrebbe essere a un soffio dal suo superamento, proprio perché noi abbiamo seminato evento, scusatemi, in questi mesi e in questi anni, e noi stiamo raccogliendo della grande tempesta, e se continuiamo a, come dire, contribuire a fare in modo che questo tessuto viva, e non solo per i ragazzi, viva di queste soddisfazioni solitarie, davvero il mondo si inviluppa in una involuzione molto pericolosa. Non so quanti di voi capiti di entrare nei tabacchini da Vittorio Veneto a Ragusa e vedere questa coda di anziani che va a giocare il Superenalotto, spende quelle poche euro e quelle poche lire che ha, stimolando il proprio piacere, le proprie inquietudini, le proprie passioni con un gratta e vinci o col Superenalotto. Quanti di voi li vedete? Li vedete queste code di anziani
che probabilmente non trovano nessun'altra soddisfazione nell'esistenza, nella socializzazione, nel rapporto con le famiglie, se non quei 3 minuti di inebriante attesa per capire se hanno vinto oppure no. Questo qualcosa vorrà significare. Okay? Ma torno ora per andare in qualche modo a chiudere il cerchio. Quanti minuti ancora ho per la mia relazione? Chiedo. Beh, 5 minuti o il tempo che ritiene necessario. Grazie cara. Perché l'immagine? Perché il cibo e perché il corpo? Allora, innanzitutto sul cibo vi cito 2 grandi frasi che io cito spesso, che sono 2 grandi frasi, 2 grandi pensatori. Uno è Feuerbach, che è un filosofo padre del materialismo estremista, che diceva: noi siamo ciò che mangiamo. Feuerbach è uno di quei filosofi che mette i piedi a terra e dice: è vero che esiste il trascendente, lo spirituale, lo spirito, lui è in polemica con Hegel, però è anche vero che c'è una parte della realtà umana che è materiale, e il cibo ne rappresenta l'emblema. Noi viviamo e possiamo sopravvivere se c'è questo particolare oggetto che in modo materiale sostiene la nostra esistenza e ci condiziona inevitabilmente. Poi c'è un'altra frase di un altro filosofo un po' più, come dire, più in là nei tempi di Feuerbach, che è Derrida, che dice: mangiare metonimia dell'introiezione, una frase un po' criptica, scusate, che ci spiega come in realtà l'atto del mangiare per l'essere umano è il primo atto, grande atto di conoscenza che l'essere umano fa. Noi anche dal punto di vista dell'evoluzione neurologica iniziamo a stimolare il nostro cervello, iniziamo a distinguere il mondo fuori da noi attraverso la consistenza dei cibi, il sapore, il gusto, le temperature. Il bambino stimola il suo cervello dal punto di vista evolutivo attraverso la suzione del latte. Ma noi questo processo lo facciamo sempre quando viaggiamo, quando conosciamo i popoli, le culture, le abitudini, la storia, quando conosciamo la storia della nostra famiglia attraverso le abitudini alimentari che la nostra famiglia ha. Per cui l'introiezione dell'esterno, della storia, del mondo, delle culture, delle tradizioni, delle abitudini è qualcosa che passa attraverso l'oralità del cibo. E allora, se il cibo è un agente costitutivo della nostra verità, della nostra essenza, è chiaro che si può ammalare, è chiaro che su di esso possiamo proiettare tutte le nostre inquietudini. Non è quello che mangiamo di più o di meno a rappresentare la posta in gioco in un disturbo alimentare, quello che proiettiamo dal punto di vista culturale, sociale, storico, familiare, delle tradizioni, delle nostre abitudini sul cibo stesso. Motivo per cui quando un disturbo alimentare entra in una famiglia, la prima cosa che salta è la tavola. Sono i rituali legati al cibo, proprio perché c'è questo estremo valore simbolico che il cibo ha per noi. Il corpo è appunto, il corpo è significante, direbbe Lacan, cioè è qualcosa che ci rappresenta per qualcuno. E allora, se il tema oggi sociale è che cosa l'altro pensa di me, che cosa l'altro pensa di me, nella società del perfezionismo, nella società, come dire, dell'estremizzazione di un certo ragionamento sull'identità, oppure nella società in cui c'è una pluralizzazione del modo di definirsi. Pensate alla sessualità, pensate a come oggi, come dire, ci siano molte più parole per definire e collocarsi dal punto di vista dell'identità di genere. Capite bene come il corpo diventa sempre di più oggetto enfatizzato attraverso il quale io posso far sì che l'altro mi capisca e mi comprenda. Diventa davvero qualcosa di significante, cioè di simboleggiante quello che è la mia verità. E poi c'è il tema dell'immagine. Qui vi cito un altro filosofo, Foucault, che diceva che l'essere umano è un po' così, utilizza le cosiddette tecnologie del sé, ovvero la capacità di manipolare la propria immagine per costruire la propria identità. Noi siamo un po' mammiferi che, come dire, manomettono la propria immagine, ciò che appare, per manomettere la propria identità. Okay? Fermo restando che l'immagine è il frutto di tante cose della nostra esistenza che si muovono e che si mettono in gioco,
ma sull'immagine, l'identità, come dire, fa un lavoro un po' più specifico, e Foucault ce lo insegna, dicendo che appunto come vogliamo apparire dal punto di vista estetico e non cosmetico. Estetico è un tema un po' più complesso, l'estetica della cosmesi, non è solo l'immagine dal punto di vista di ciò che appare, ma di quello che rappresenta, produce degli effetti sulla nostra identità. E da qui, così come ci ha spiegato molta antropologia, molti temi sociopolitici sono passati attraverso la possibilità di manomettere l'immagine per cambiare l'identità. Pensate al tema del femminismo. E dico questo, come dire, proprio dal punto di vista laico-antropologico. Le donne hanno rivoluzionato, ringraziando il cielo, il loro modo di proporre la loro immagine, cercando e tentando di cambiare la loro identità, anche agli occhi della dialettica col sesso maschile. Che poi questo abbia funzionato oppure no, non è ora il momento per discuterne, però quello è un esempio di come appunto c'è questo tema, e non a caso i disturbi alimentari sono patologie, ad esempio, che colpiscono più il sesso femminile che il sesso maschile, anche se il sesso maschile continua ad avere anche lui sempre di più oggi maggior rappresentanza anche di questa sofferenza. Però ha un significato anche il fatto dell'immagine del femminile oggi nel sociale, che determina situazioni di conflitto e che può determinare, come dire, appunto, situazioni poi psichiche ed emotive profonde che possono prendere la via di un disturbo del comportamento alimentare. Per cui, che sia l'anoressia, che sia la bulimia, che sia la dipendenza dal cibo, che sia l'ossessione alla magrezza, che sia come dire, questo conflitto tra colpa e dipendenza, o che sia la totale dipendenza da cibo, in realtà, come dire, tutto quello che noi vediamo di questo magmatico mondo di sofferenza dei ragazzi che hanno disturbi alimentari, in realtà non è quel numero che sta sulla bilancia e che diventa la loro ossessione, ma il grande tema è proprio il tema di come si sta nel mondo, di come si sta nel mondo nel rapporto con l'altro, di che peso diamo all'altro, di che peso diamo all'amore, di che peso diamo al riconoscimento, di che peso diamo ai sentimenti, di che peso diamo ai traumi di abbandono, di solitudine e di giudizio, del perché nelle nostre famiglie si fa il più grande body shaming di cui nessuno parla. Molti studi americani ci dicono che le più grandi discriminazioni rispetto all'immagine che i figli portano la si fa in casa. Sono le mamme e papà che giudicano i propri figli rispetto al loro corpo. Dobbiamo avere il coraggio di dirla questa cosa. Lo stesso body shaming che non si fa tanto nelle TV o nei social, ma si fa anche molto nelle scuole. Sono spesso i professori che si lasciano scappare delle battute improprie sul look o sul peso dei propri dei propri discenti. Anche questo dobbiamo il coraggio di dircelo. Sono dati, come dire, della letteratura scientifica, non è il parere del dottor Mendoricchio, fermo restando che io posso confutarli questi dati rispetto al fatto che, o confermarli, rispetto al fatto che io tante storie le sento dei ragazzini che mi vengono a dire delle cose che si riportano in classe o che vengono dette nelle mura delle case, delle proprie case. Per cui davvero forse lo sforzo che dobbiamo fare, il motivo per cui stiamo qui in un contesto dove si parla di pedagogia, è di rettificare forse un po' la nostra posizione, che se c'è qualcosa oggi nel mondo della relazione che non va, forse c'è una responsabilità da parte del mondo degli adulti, c'è, e se c'è sul versante dell'isolamento, della solitudine, del giudizio, della discriminazione, delle regole, forse è arrivato il momento di avere il coraggio di guardarle queste cose che non vanno e di capire che cosa noi possiamo fare noi adulti, innanzitutto per, come dire, darci un senso e una lettura utile per noi, per poi, come dire, in qualche modo proporre al mondo degli adolescenti qualcosa che va nella direzione di un mondo più appetibile, più succulente, più saporito, più nutriente, più commestibile, che faccia appunto della possibilità che questi ragazzi possano nutrirsi dal rapporto con l'altro. C'è una frase molto bella, e con questa concludo, di un caro amico che ha scritto un bellissimo libro che si intitola Il muro dell'anoressia, che cito testualmente, dice: si fa col cibo ciò che si farebbe con gli altri, per cui noi diventiamo dipendenti e ne mangeremmo all'inverosimile spegnendo ogni nostra forma di angoscia abbandonica, oppure lo rifiutiamo come nel caso dell'anoressia perché temiamo che questo cibo possa farci del male e che possa in qualche modo creare dei problemi dal punto di vista
degli equilibri più interni e più profondi. Ecco, direi che con questo chiudo la mia oretta di relazione, di lezione, mi apro assolutamente in modo piacevole e speranzoso con voi al nostro dibattito. Beh, intanto grazie dottor Mendolicchio per i numerosi spunti che ci ha dato in questa sua relazione. Sicuramente ci fa riflettere il dato che lei porta rispetto a quanto in famiglia e a scuola si possa contribuire anche in negativo a volte, no? All'instaurarsi di un disturbo, ma al di là di questo pensavo che sotto ogni disturbo, sotto ogni difficoltà c'è sempre di base una difficoltà nella relazione, e questo ci deve far riflettere, perché i disturbi non sono, diciamo, dei fulmini a ciel sereno, ma sono qualcosa che possiamo prevenire se veramente ci mettiamo nella relazione in modo attento, presente, e così come noi vogliamo fare. E ribadiamo ancora una volta che questo nostro festival si chiama Educhiamoci proprio perché siamo i primi a volerci rimettere in discussione nel nostro modo di porci in relazione con i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze. Quindi grazie, io lascerei la parola al dirigente Letizia Cavallini per un commento o una domanda al dottor Mendolicchio. Grazie, intanto vorrei ringraziare anche l'assessorato alle politiche scolastiche del Comune di Vittorio Veneto per questa brillante, direi, iniziativa, e il dottor Mendolicchio per la ricchezza della sua relazione. Veramente gli spunti sono tantissimi. Come educatore e come dirigente di un istituto alberghiero vorrei soffermarmi sul tema della relazione, ma della relazione che si nutre di amore. Allora, non credo che possa esserci un educatore che riesca a ottenere dei risultati e degli obiettivi se non c'è amore nella sua relazione di educazione. E io lo vedo questo in molti docenti del mio istituto. E il nostro istituto accoglie un 20% di alunni con bisogni educativi speciali. E i nostri studenti, essendo l'istituto professionale, quando si approcciano alla nostra scuola, spesso hanno affrontato già un percorso scolastico non semplice. E quindi hanno la necessità di essere accolti, hanno la necessità di capire che possono farcela. Quindi non mi stupiva quella ragazza che diceva a lei io ho la necessità di capire che posso farcela da sola, perché il rinforzo nelle credenze di autoefficacia degli studenti e delle studentesse è fondamentale per costruire una relazione educativa. E quindi nel nostro istituto si lavora per questo. Vero è che ci sono anche delle difficoltà, perché non tutti riescono ad avere, diciamo, innata questa pedagogia, questo approccio, e quindi sarebbe necessario nella scuola non solo ridurre gli aspetti di burocratizzazione, ma creare veramente una formazione efficace, perché per insegnare agli studenti a rinforzare le loro abilità sociali, e fra queste per esempio il saper chiedere aiuto che lei ha sottolineato, c'è la necessità di capire come si possono incrementare queste abilità sociali, come si possono capacitare questi studenti e queste studentesse. Mi ha colpito moltissimo l'efficacia dell'immagine che lei ha dato durante la DAD, dello specchio che una persona può avere di sé nel momento in cui colloquia con altri. Ed è stata sicuramente un'esperienza forte per tutti, sulla quale abbiamo riflettuto poco. Credo che i nostri ragazzi abbiano veramente la necessità di momenti non di istruzione, ma di ascolto. Momenti in cui non si cerca di far raggiungere loro degli obiettivi di apprendimento, ma si cerca di capire
quali persone essi siano o possano diventare. Ecco, su questo ci vuole la sinergia di una rete del territorio e credo che il focus di questo progetto sia proprio questo. La domanda che vorrei porle è questa. Quando si può evidenziare il passaggio fra ciò che è disagio della persona e ciò che diventa disturbo? Perché molto spesso questi ragazzi non hanno alle spalle una famiglia o delle persone, perché spesso i nostri studenti vivono in comunità, che subito possano cogliere questi loro disturbi e quindi magari si arriva all'approccio con la struttura sanitaria e con il medico tardi. Quali sono i segnali quindi premonitori e cosa la scuola può fare per aiutare questi ragazzi e queste ragazze e adolescenti? Grazie. È una domanda molto preziosa, anche perché mi permette di dare degli strumenti pratici che possono a volte essere degli strumenti salvavita, perché quando si tratta di anoressia e bulimia, prima si inizia la cura, è più facile curare e guarire questi ragazzi. E mi piace anche rispondere a questa domanda perché spesso a scuola si consumano degli inganni che possono fuorviare il corpo docente. Ad esempio, molti di voi non immagineranno, ma mi fa piacere dirlo qui, che una ragazza all'esordio della sua esperienza anoressica diventerà a scuola molto più efficace, diventerà iperperformativa dal punto di vista scolastico. Per cui fate attenzione a quelle ragazzine, a quei ragazzini che da un momento all'altro iniziano a esasperare la loro abnegazione rispetto alla scuola, che iniziano a essere perfezioniste nel loro atteggiamento rispetto alla didattica, che iniziano a essere così ossessivamente protese a quell'algebrica tipica del mondo scolastico che sono i voti, così come diventano ossessive all'algebrica tipica della bilancia rispetto al loro peso. Per cui se c'è un perfezionismo di cui queste ragazze, di questi ragazzi diventano affetti, lo si mostra soprattutto anche nel mondo scolastico. Per cui fate attenzione a quelle ragazze e a quei ragazzi che di punto in bianco estremizzano il tema della loro performatività dal punto di vista delle prove, delle verifiche, dell'interrogazione, dell'abnegazione allo studio. Okay? Perché questo può essere un campanello di allarme molto importante che nasconde un perfezionismo e una rigidità e, come dire, un investimento emotivo che è il medesimo che queste ragazze stanno facendo sul loro corpo e sul loro peso e sulla loro immagine corporea. Okay? Se in più ci associate anche una ritrosia alla socializzazione, le vedete più cupe, meno disposte allo stare nel gruppo dei pari, allora lì il campanello d'allarme deve suonare proprio bene e deve permettere ai docenti di partire magari proprio dal fatto che voi state notando questa abnegazione estrema rispetto allo studio, perché si può parlare anche di questo con i propri discenti, con i propri alunni. Non solo si può parlare del perché si va male a scuola, ma si può anche parlare di come mai si sta andando troppo bene da un certo punto di vista e, come dire, discutendo di questo, magari prendendo spunto da questo, cercare di capire se c'è qualcosa che non va. Così come sull'altro versante, se notate ragazzini o ragazzine che stanno mangiando di più o che stanno cambiando le loro immagini corporee nel senso di un'iperalimentazione, diventano sempre più irascibili, nervosi, oggetto di critiche da parte dei compagni, più isolati, anche quello è un campanello d'allarme, perché anche lì non bisogna dimenticare l'altra faccia della luna. Se è vero che l'anoressia richiama l'attenzione del mondo degli adulti in modo molto più chiaro, non dobbiamo dimenticare anche invece tutti coloro che hanno il problema opposto e che sono preda della dipendenza da cibo, che in virtù di questo cambiano il loro corpo e il loro peso e in virtù di questo hanno tutta una serie di aspetti traumatici nella relazione con gli altri. Anche quello va in qualche modo indagato, sempre con molto garbo e sempre con molto tatto. Il passo successivo è ovviamente, dopo essere entrati in risonanza con l'alunno che può avere queste problematiche, cercare di coinvolgere la famiglia. Capitolo difficilissimo, perché lì mediamente le famiglie giocano tutte molto drammaticamente in difesa, per chissà perché si sentono tutte troppo colpevoli, per cui ammettere che il proprio figlio ha un disturbo alimentare diventa subito un atto d'accusa
e di giudizio. Pensate a quanto torna questo tema del giudizio, i figli che sono vittime del giudizio sull'estetica, sul cibo, sul corpo, i genitori che si sentono a loro volta vittima del giudizio sociale perché hanno un figlio con un disturbo del comportamento alimentare. Non se ne esce più da questo ginepraio. Però è importante parlare con le famiglie, perché le famiglie, come dire, all'interno delle famiglie si annidano inevitabilmente delle dinamiche che, se non sono, come dire, le dinamiche che hanno generato il sintomo, possono essere quelle che invece lo mantengono, ok? Inconsapevolmente, fermo restando che nella pedagogia del futuro noi dobbiamo enfatizzare un grande adagio del passato, scusatemi, che era quello che diceva che sbagliare è umano, ciò che conta è non perseverare. Non esistono educatori o genitori infallibili, esistono quei genitori pericolosi che non vogliono ammettere i loro errori e che non ammettendone i loro errori li ripetono, così come non esistono educatori o docenti infallibili, esistono educatori e docenti pericolosi che pur di preservare il loro narcisismo, pur di non ammettere di aver sbagliato, pur perché hanno paura di ammettere di aver sbagliato per tutta una serie di fragilità loro, non si permettono il lusso di conoscere i loro errori umani e legittimi e nel non riconoscere li ripetono. E questa è la tragedia nel mondo degli adulti, dal mio punto di vista. Per cui dobbiamo invece avere il coraggio di ammettere la nostra fragilità e di capire che noi possiamo, come genitori, come medici, come docenti, come educatori, sbagliare, ma il problema non è sbagliare, il problema è come noi entriamo noi in relazione con il nostro errore, come questo diventa una minaccia per il nostro narcisismo, per il nostro equilibrio, e allora noi difendendo noi poi creiamo dei danni ai nostri figli o ai nostri allievi, e questo non va bene, questo non va bene. Per cui sono tutti elementi che, come dire, necessiterebbero giorni e ore di condivisione, di come dire, chiacchierate tra di noi. Però ecco, su questo vorrei essere molto chiaro, non spaventiamoci di quello che possiamo dire ai genitori dei nostri allievi, di dove avete capito che c'è qualche sintomo che desta allarme, e se questi genitori si chiudono a riccio, facciamoli capire che se anche hanno sbagliato, il problema non è l'errore, ma non ammettere l'errore e ripeterlo, che può diventare qualcosa di veramente molto pericoloso. E anche qui c'è da costruire un sodalizio nuovo tra la scuola e le famiglie. E credo che la scuola su questo possa giocare un ruolo. Io lavoro tantissimo con la scuola e mi piace tantissimo lavorare con le scuole, perché per me continuano a essere ancora un baluardo del legame sociale che funziona, che può funzionare. Le scuole possono dare una mano ai genitori, che invece sono, perché la scuola è ancora una comunità, le famiglie non lo sono più, ci sono famiglie monogenitoriali, spesso allargate, incasinate, e la scuola può ancora funzionare da quel collettore che crea degli argini e crea dei contesti dove il soggetto non si sente più isolato, per cui secondo me dobbiamo ripartire dall'importanza e dalla centralità della scuola, perché ancora è costitutivamente un luogo dove il legame funziona. Grazie anche da parte del dirigente, e naturalmente noi prendiamo anche questi ultimi spunti per fare delle riflessioni, e la ringraziamo ancora. Da casa sono arrivate dei commenti al suo intervento che riporto per andare verso, insomma, la fine del nostro tempo. E qualcuno dice: complimenti per il coraggio di dire le cose come stanno, in primis che i veri colpevoli dei problemi dei giovani sono gli adulti, i genitori soprattutto. Mi chiedo che senso abbia educare questi ragazzi se poi gli adulti sono totalmente incapaci di agire secondo quanto predicano. Naturalmente, come diceva lei, non siamo qui per dare la colpa, ma per prendere consapevolezza, no? Perché questo poi è quello che porta frutto, non attribuire colpe e giudizi. E un altro commento: i miei professori a scuola mi hanno aiutato tanto per il mio disturbo del comportamento alimentare, ho trovato molta empatia. Invece effettivamente in famiglia ho sentito commenti sul corpo poco piacevoli. Ecco, un'altra persona che ha voluto dare la sua testimonianza. Dottor Mendolicchio, noi la ringraziamo ancora
per aver partecipato a Educhiamoci, per la sua disponibilità e per i contenuti preziosi del suo intervento. E ringraziamo anche la nostra ospite in sala, la dirigente Letizia Cavallini, il Comune di Vittorio Veneto, l'assessorato alle politiche scolastiche, che ringrazio di cuore appunto per aver partecipato. Vi invitiamo ai prossimi appuntamenti previsti anche per questa sera. Sono tutti appuntamenti gratuiti che trovate sempre sul sito www.educhiamoci.vittorioveneto.it. Vi ricordiamo che alle ore 20 c'è una storia con mamma e papà e le esperienze che i ragazzini hanno potuto vivere nelle scuole nelle scorse settimane, e alle 20:30 invece saremo di nuovo qui in compagnia con Alberto Pellai per l'incontro dal titolo "Crescere felici non vuol dire sorridere sempre". Arrivederci a tutti e grazie per questo tempo passato insieme. A presto.